Ciao, questo è un video in collaborazione con un sito che si chiama artluna.it. Qui sotto nell'info box trovate sia il link per il sito che un codice sconto se vi interessa acquistare qualcosa. Allora, praticamente questo sito si occupa di diamond painting, che sono questi quadretti, i quadretti fatti con i diamantini sopra. Allora vi faccio vedere in questa confezione cosa vi arriva. Come trasporto a me è arrivato via posta e ci vogliono quelli 7-10 giorni, tenete conto da quando fate l'ordine che vi arrivi il pacco. Allora, in questa confezione trovate la tela, che sarebbe questa. Qui sotto, adesso ve ne faccio vedere un pezzettino, c'è il disegno che ho scelto. Questa parte, non so se riesco a far, penso che lo sentiate anche voi, è appiccicosa ed è dove che vanno appiccicati questi diamantini. Allora vi faccio vedere il disegno che ho scelto io, che ho qui la foto, così vi rendete, eccolo qui, eccolo qui, questo è il disegno che ho scelto io. Potete scegliere sia la forma, se farlo quadrato oppure rotondo, e anche le misure di come lo volete. Sul sito trovate, io ho scelto questo, ma comunque sul sito trovate varie scelte di disegno. Potete scegliere animali, piante acquatiche, animali da compagnia, c'è un po' di tutto. Se date un'occhiata al sito vi rendete veramente conto che come disegni hanno una grandissima scelta, e in più, se vi interessa, potete anche spedire una vostra foto e loro vi mandano indietro la tela e il materiale per creare il vostro quadro. Comunque all'interno trovate la tela, questa cartina che ci sono scritti i simboli e il numero dei diamantini corrispondenti, perché voi sulla tela avete i simboli, mentre i sacchetti, adesso ve ne apro uno, mentre sui sacchetti c'è il numero corrispondente. Voi dovete soltanto abbinare il simbolo al numero e vi basta solo appiccicare i diamantini. E per appiccicare questi diamantini, che sono fatti così quadrati, adesso spero che li riusciate a vedere, questi sono i diamantini. Poi qui ci sono i vari colori. Io qui ve ne faccio vedere un paio. Comunque ci sono tutti i colori che vi servono. Trovate anche gli strumenti per poter prendere questi diamantini ed appiccicarli. Praticamente c'è questo strumentino, che qui c'è già una parte appiccicosetta che dovrebbe aiutarvi a prendere il brillantino e ad appiccicarlo. Questa c'è una punta di precisione anche che vi serve anche per spostare il diamantino, se volete posizionarlo in una posizione migliore. Poi in quest'altro sacchetto trovate, allora, questo è un altro strumento per prendere i diamantini. Come vedete da questa parte c'è una punta che dovrete prendere, questa, non so se sia cera, è qualcosa che appiccica, che vi aiuta a prendere su i brillantini. La schiacciate da questa parte e prendete un brillantino, cioè prima schiacciate questa parte qui in modo che un po' di questa cera, io la chiamo cera, rimanga dentro questo buchino, e così potete prendere i diamantini. Altrimenti potete scegliere questa parte qui che è più lunga, adesso non so se si inquadri bene, questa parte qui che è più lunga, che potete andare più velocemente a posizionare i vostri diamantini, perché ne prende di più. E per finire c'è anche una pinzetta
che vi aiuta sempre o per prendere i brillantini, i diamantini o per posizionarli, va sempre bene. E questa è la vaschetta che vi serve, per cui voi mettete i diamantini qui dentro e li andate a pescare da questa da questo vassoietto. Se non li utilizzate tutti, avete anche questa parte fatta così che vi aiuta a rimetterli nel sacchetto senza disperderli. E ok, adesso vi ho fatto vedere cosa trovate in questo kit. E non mi resta soltanto, adesso mi resta di farvi vedere come lo utilizzo io, per cui nella prossima clip vedrete come utilizzo io questo kit. Intanto vi faccio vedere che qui misura 40 cm. Io ho scelto questa misura e per andare meglio a continuare a fare il disegno me lo sono diviso in 3 parti, rompendo la carta di protezione della tela vera e propria. Praticamente ne ho aperto la prima parte e vado avanti a settori. Prima ho fatto questo settore, poi ho fatto questo e poi ho fatto questo. Praticamente vado avanti a righe così, ma le divido in 3 parti. Gli strumenti che ho più utilizzato sono questa penna, che questa la trovo utile per eventualmente correggere se ho posizionato malamente un quadrettino. Questa punta serve sempre per raccogliere i diamantini quando sono messi in questa vaschetta. Però vi dico che utilizzandola si consuma questa parte che appiccica, che prende i diamantini, per cui l'ho utilizzata all'inizio, però adesso la punta la trovo più grossa e non vado molto bene, per cui ho preso quest'altro strumentino che ha questa punta di precisione e attualmente sto utilizzando questa penna. Avrebbe anche la possibilità di prendere più diamantini insieme, però a me non piace molto, perché quando si mettono i diamantini in questa vaschetta, vedete qui ci sono delle righe, dovrebbero essere allineati qui i diamantini, a già metterli uno attaccato all'altro, girati dalla parte dritta per cui si devono appiccicare, perché questi diamantini hanno un dritto ed un rovescio. Praticamente c'è la parte piatta, che è la parte che deve essere appiccicata sulla tela, mentre la parte che fa luccichio è la parte tagliata a diamante. E allora io di solito utilizzo questo. Per utilizzare questo devo utilizzare anche questa gommina appiccicosa. Praticamente io ne apro un pezzettino e faccio questo movimento così, ne prendo un po', si appiccica qui nella punta che c'è un piccolo foro e questa gommina appiccicosa mi aiuta a prendere i diamantini. Anche su questo strumento si consuma questa parte che appiccica, per cui quando vedo che non riesco più a prendere i diamantini, prendo un altro po' di questo prodotto e continuo a lavorare. In questo momento ho deciso di farvi vedere questa parte qui. Qui c'è questo simbolo che sarebbe questo qui. Corrisponde al numero 23 come sacchetto di brillantini, e poi c'è il numero 3770. Io l'ho cercata tra i miei sacchettini, l'ho trovata e questo sarebbe il numero 23, è 3770. Allora apro il sacchettino e rovescio qui in questa ciotolina i miei diamantini.
Per metterli dritti il più possibile faccio questo movimento. Allora qualcuno rimane rovescio come questo, degli altri si raddrizzano pronti ad essere utilizzati. Mi appoggio qui vicino la vaschetta. Adesso non vorrei uscire dall'inquadratura, per cui mi sposto un attimino, me la metto qui vicino e inizio a prendere i diamantini, quelli dritti, e li posiziono giusti dentro il quadrettino che mi è già disegnato nella stampa, e vado avanti così. Io ne prendo uno per uno, come vi avevo detto, perché questa parte andrebbe utilizzata come questa. Dovrei prendere più prodotto di questo, schiacciarlo qui dentro e poi iniziare a fare. Però, come vi ho detto, dovrei tentare qui di metterli in riga questi diamantini, e lo trovo, cioè no, non mi piace farlo, diciamo, preferisco fare uno per uno. E questo è come si lavora con questo quadrettino. Prendo i miei diamantini, proseguo nel metterli dove c'è il disegnetto con questa forma, perché adesso ve lo faccio vedere da più vicino. Ecco, io adesso ho appiccicato questi, spero di non aver messo la mano davanti. Comunque si fa così, si mette dentro il disegnetto. Se poi qui nella ciotola ci si accorge che non ci sono più diamantini girati, si ribatte in questo modo e loro si rigirano, e così si prosegue a creare il nostro disegno. Adesso vi faccio vedere da vicino. Vedete che io sto proseguendo con questo disegnetto, però vedete che qui ci sono altri disegnetti e ogni disegnetto ha un colore, e così si crea il nostro quadretto col diamond painting. Se vi succede che i diamantini non li utilizzate tutti, perché proseguendo per settore, cioè non si utilizzano tutti, se ne escono sicuramente di più, visto che c'è questa parte, è anche facile riposizionarli dentro il proprio sacchettino. Lo si richiude, che ha questa chiusura, e si prosegue con altro disegno. Io, che non sono mancina, parto sempre da questa parte che sarebbe alla mia destra, perché vedete dove si appiccicano i diamantini è appiccicoso, e per cui se parto da questa parte io mi appiccico su tutto, per cui partendo da questa parte, quando i diamantini sono appiccicati non è più appiccicoso, riesco a metterci tranquillamente sopra le mani, e provo ad avvicinarmi di più, se ce la faccio, così vi faccio vedere da vicino se riesco a fare un'inquadratura decente, che io adesso forse perdo, no, forse facendo così, vedete, prendo il mio, vediamo, per fare l'inquadratura, prendo quei diamantini, quelli girati, cerco il mio disegno attuale, che è questo, cioè il mio disegno guida che c'è stampato, prendo i miei diamantini e proseguiamo questo disegno. Vi devo dire che è anche carino mettere questi diamantini, vedere che si sta creando qualcosa. Ed con questo strumento, quando ho appena preso
questa parte riesco a muovermi sia di lato che di punta, però quando sta per finire l'appiccico che c'è qui, li devo prendere così di punta, perché c'è più pressione di riuscire ad andare avanti con il disegnetto. Allora, volevo farvi vedere questo quadretto come sta uscendo. Questi qui, beh, fino a qui sono riuscita ad arrivare già a farlo, mi mancherebbe questi ultimi 10 centimetri più o meno. E questo qui è l'effetto di questo diamond painting. Allora vi faccio, beh, come vedete il disegno mi sembra fatto anche bene, ci sono belle sfumature, anche la palma si riesce a capire che è una palma, e le sfumature, visto che ho scelto un tramonto, e mi sembra fatto bene sinceramente. Allora vi faccio vedere più da vicino che qui, no, come vedete, aspettate che se riesco, qui ci sono dei buchini che devo ancora finire, ma giusto per farvi capire che le sfumature sono parecchie, ci sono vari colori da inserire, e questo qui sarebbe quello che sto facendo. Poi qui sotto, sempre da questa parte, qui ho soltanto fatto il gambo un po' e un po' qui, vedete qui è tutto libero, e come vedete ci sono i vari simboli per sapere che colorazione inserire. E ok, io adesso ve l'ho fatto vedere, il sito si chiama arteluna.it, vi arriva tramite posta, ci vogliono una decina di giorni, e vi lascio, come vi avevo anticipato, un codice sconto del 10% scritto qui sotto nell'info box. Ok, io per questo video vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!